Eccoci con Gianluca Siaz, il mago di Torpè, che anche qui a Macomere ha disegnato due pennellate della bella storia dell'Ilva. Un'altra stagione da protagonista, Gianluca, altri gol, insomma la tua seconda, terza, quarta giovinezza questa. Sì, no, vabbè, quello è... Il campo mi risponde ancora, perciò sono felicissimo. Poi società, squadra, compagni, un po' di tutto che è al posto giusto, è grandissima soddisfazione anche oggi, ecco. Anche in questo campionato di promozione vediamo che i bomber, diciamo, esperti stanno facendo la differenza. Vuol dire che, insomma, anche se la regola dei fuoriquota impone che giocano i giovani, alla fine i vecchietti sono quelli che continuano ad essere decisivi. Sì, alla fine vabbè, non ci sono grandi trucchi, nel senso vuol dire che ci si allena bene, si fanno le cose bene, poi ripeto, poi il campo ti dà le risposte, ecco. A me grazie a Dio ancora me le dà, mi diverto e questo divertimento lo cerco di metterlo a disposizione della squadra, poi i frutti fino ad oggi si vedono, adesso vediamo di chiudere la domenica e facciamo festa, credo che certo, si meriti. Ecco. Una festa meritata. Diciamo anche che oggi, quando si è uscito dal campo, tutti sono stati in piedi a applaudirti. Questa è una cosa che vale più dei gol, insomma, più dei risultati, e a volte anche l'apprezzamento dei tifosi è una spinta in più ad allenarsi e a dare il massimo. Beh, quello senza dubbio. Poi vabbè, a me mi vogliono bene, me l'hanno dimostrato sin dal primo giorno che sono arrivato a Maddalena e io credo che comunque le cose te le devi meritare, perciò io cerco di mettermi a disposizione di questa società, dei compagni, dei tifosi e gli applausi, ecco, sono per me personalmente il giusto premio di come mi comporto sia in campo che fuori, perciò mi gratifica molto. Ecco. Questi gol di oggi a chi li dedichi? No, credo che vanno dedicati un po' all'Ilva in generale, perché c'è passione in questa società, in questo paese di calcio, proprio lo amano e oggi si è visto anche in trasferta, insomma c'erano centinaia di tifosi che sono venuti a darci una mano, dimostrazione di attaccamento e di amore per questo sport, e credo che alla fine sia meritato il vantaggio e i gol li dedico a loro. Ecco. Certo. Benissimo Gianluca, ti ringraziamo, complimenti per i gol di oggi, per la stagione e per, insomma, questa carriera brillantissima che continua, e ti auguriamo veramente di farne tanti altri ancora su tutti i campi. Grazie. Grazie.